Affollata quinta corsa bolognese sul miglio, una categoria G che vede 13 soggetti al via dopo il ritiro di Volpelli. Lo schieramento: Zuvetici CSM, Brios, Plitivice Daghi, Brigidella, Tuberosa in prima fila, Upper FKS, Artes MJ, America Spritz, Blue Light, Zea Attila in seconda, Zilat Jet, Zitto Zitto GSO in terza. Favori in chiusura per Brigidella, numero 4 dello schieramento, macchina che stacca partiti. La velocità iniziale di Zuvetici CSM che si oppone a Brigidella che si porta al suo attacco. Intanto lungo la corda in seconda posizione Brios, precede Artes MJ, all'esterno Brigidella. Intanto continua a guidare liberamente Zuvetici CSM nei confronti di Brios, primi 400 metri che se ne vanno in 31. Brigidella si è adeguata all'esterno con in schiena Tuberosa, quindi anche Attila, che forma una terza pariglia, mentre Brios e Artes MJ seguono la corda. 600 che se ne vanno in 46,6. Percorsi esterne intanto anche il numero 9 America Spritz, che ha corso anche ieri ed è seguita da Zitto Zitto GSO, che a sua volta si trascina Zea. Questo è il treno esterno. Insiste al largo intanto Brigidella su Zuvetici CSM, chilometro completato in 1,18 scarso. Continua a guidare tranquillamente Zuvetici CSM nei confronti di Brios e Brigidella al largo, mentre tenta la terza ruota ora Tuberosa che scatta a 400 dalla conclusione, ma Zuvetici cambia ritmo. Brios segue le mosse del leader. Più indietro c'è Artes MJ, vediamo intanto cavalli al completamento della piegata. Ingresso in addirittura d'arrivo con in vantaggio Zuvetici CSM. Zuvetici in testa a 100 dalla conclusione, si lancia a centropista Artes MJ ed è Artes MJ che passa sul palo e vince su Zuvetici CSM, lasciando in lotta per il terzo Tuberosa e gli altri. 1:16,2 ragguaglio conclusivo, 29,9 a chiudere. Vince Artes MJ. In sediolo Simone Levakovic. Andiamo a rivedere le immagini finali con Artes MJ che passa di forza su Zuvetici CSM, mentre per il terzo posto sul palo è ancora il numero 5 Tuberosa che si salva dal numero 12 Attila. Successo per Simone Levakovic e Artes MJ. Andrea Bavaresi in sediolo per conto della signora Roberta Ugolini.